Andrea Finocchiaro Aprile, vigilia di Vittoria. Discorso tenuto nella sede degli indipendentisti messinesi il 10 luglio 1945. So dello sdegno di un ufficiale americano presente al fatto, il maggiore Raffa, che non mancò di rilevare come quegli stessi carabinieri che si erano dati codardamente alla fuga al momento della nostra liberazione si mostravano ora così burbanzosi e tracotanti di fronte a dei ragazzi inermi. Vergogna! Io andai agli ambasciatori delle grandi potenze, io mandai una relazione particolareggiata di quegli avvenimenti, che mi risulta appoggiata da riprese cinematografiche trasmesse da operatori alleati. Queste prodezze, insieme con tante altre compiute dai carabinieri e poliziotti a Catania, a Messina, a Siracusa e altrove, sono avvenute per opera di Aldisio e del generale Berardi. I siciliani non debbono dimenticare ciò, non debbono dimenticare che l'alto commissario è stato trasformato in una sentita di illegalità e di disonestà, dove tutto è corruzione, dove tutto si vende per denaro, peggio che al tempo fascista. Non debbono dimenticare che il comandante delle forze armate della Sicilia, Biego Strumento dei Savoia, festeggiò in casa Manganelli a Catania l'assassinio compiuto dai carabinieri nei pressi di Randazzo di Mario Turri, Carmelo Rosano e Vincenzo Lo Giudice.